centrodestra, violenta rissa in centro a Treviso, una donna riprende un 17enne e un 15enne in bici in galleria Rialto, i due reagiscono, aggredito a calci e pugni un 50enne che difendeva la signora, interviene la polizia, uno dei due è arrestato per resistenza. Visita in città del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo il sopralluogo al carcere minorile di Treviso, l'incontro con Conte e l'annuncio, la struttura verrà dismessa entro 2 anni. Blitz dell'associazione Caminantes a Cassugana contro gli sfratti in città, dialogo serrato con il sindaco, poi la stretta di mano, siamo dalla vostra parte, servono soluzioni strutturali, dice Conte. Incidente lungo la 27 a Silea, auto con a bordo 2 coniugi anziani, si scontra con un furgone, prende fuoco, la coppia ferita, salvata dai vigili del fuoco. A Salgarede i funerali di Davis Marson, morto a Pasquetta nello schianto di Noventa di Piave, tanti gli amici che hanno voluto stringersi alla famiglia del giovane per l'ultimo saluto. Centrodestra unito a Valdobbiadene a sostegno del candidato di Fratelli d'Italia, anche la Lega scarica l'uscente Luciano Fregonese. Per Preganziolo l'incontro in mattinata non è bastato a trovare la quadra, la palla passa regionale. Dopo 35 anni di servizio va in pensione jet AMX, folla alla base di Strana per salutare lo storico Caccia. 7 aprile 44, Gianfranco Ferrara all'epoca di anni ne aveva 17, ricorda quella tragica mattina del venerdì santo, lui e la sua famiglia si salvarono ma quando uscirono di casa dopo il bombardamento videro l'orrore. Rugby, il 22enne giocatore del Benetton Tommaso Menoncello, votato miglior giocatore delle 6 nazioni con la nazionale italiana, è il più giovane di sempre a ricevere il riconoscimento. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque un'ampia pagina che innanzitutto riguarda il capoluogo, la città di Treviso, a partire dalla cronaca di un'altra violenta rissa in centro città. Una donna che riprende 2 minorenni, un 17enne e un 15enne in bicicletta in galleria Rialto e poi la reazione, aggredito a calci e pugni un 50enne che difendeva la signora. È intervenuta la polizia e poi uno dei due, il più grande, il 17enne, è stato addirittura arrestato dalla polizia. Già anche notiziario. Mi tira il pugno. Quando che ero di parlare con i signori da Vigliacco, ero di spiegare al signor, mi sono intervenuto perché giustamente che ho fatto un'osservazione. In galleria invece no. Ore 13:30 in pieno centro città. 2 ragazzini di 17 e 15 anni vengono rimproverati da una sessantenne mentre percorrono in bici galleria Rialto. Bastano poche parole della donna che sta rincasando con sua figlia per far scattare una discussione via via sempre più forte. Pochi secondi dopo, vedendo la scena, un 50enne che passa di lì per caso interviene in suo aiuto e i minorenni, visibilmente alterati, reagiscono lanciandogli in testa un bidone dei rifiuti e colpendolo a calci e pugni. Praticamente questo signore qua, proprio questo qua vestito da Arlecchino, ci ha alzato le mani per primo. E poi praticamente cosa è successo? È successo che le cose si sono accese, niente, il mio amico gli ha tirato un bidone in testa. E tutto perché questa signora qua ha detto che noi stavamo andando in bicicletta dentro una galleria. E mentre che mi ero là, devo ciapparmi a pugni col boccia, mi ha tirato il bidone in testa. È caos lungo la via, interviene la polizia, ma nemmeno l'arrivo della volante spegne la spavalderia e la sfrontatezza dei ragazzi nei confronti del 50enne aggredito e delle altre persone intervenute per calmare gli animi. Sebbene rimproverati più volte dagli agenti, i ragazzi continuano a scherzare e a riprendere con il telefonino le persone presenti. La signora era in mezzo. L'ho schivata così. Ma la signora io anzi non l'ho neanche vista in realtà all'inizio. Io sono uscito di qua, il mio amico è iniziato a rompere le palle al mio amico, gli fa ma sono stronzati, capito? Il 17enne e il 15enne vengono accompagnati in questura per l'identificazione, ma durante il tragitto il più grande dei due aggredisce a calci e pugni un agente ferendolo alla mano. Non contento, anche in ufficio ferisce un altro poliziotto allo zigomo con una testata. Arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale, viene portato nel carcere minorile di Santa Bona. L'ennesimo episodio di violenza in centro, situazione divenuta intollerabile anche in vicolo Rialto, come racconta il marito della donna sceso in strada. Tra le urla e gli atteggiamenti così di sfida nei confronti di chi ci abita, insomma anche di anziani tra l'altro. Il sindaco Mario Conte, appresa la notizia, ha promesso di parlare sia ai ragazzi che ai genitori. Questi ragazzi si faranno carico delle loro responsabilità, però dovranno farsi carico delle loro responsabilità anche i genitori, quindi sarà mia cura anche in questo caso dare mandato all'avvocatura civica per capire cosa possiamo fare, perché questo tipo di comportamenti non è in alcun modo tollerato nella nostra città.
Abbiamo parlato del carcere minorile, è stato portato il 17enne arrestato nel carcere minorile di Treviso, carcere minorile che entro 2 anni verrà dismesso, lo ha detto oggi il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari in visita proprio alla città, incontrando il sindaco Mario Conte. Questo luogo sarà presto, insomma, speriamo entro la fine dell'anno, i primi mesi del prossimo, individuato nel nuovo IPM di Rovigo. L'annuncio a Cassugana del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo la visita al carcere minorile di Treviso. Entro 2 anni la struttura verrà dismessa e i ragazzi trasferiti a Rovigo. Sarà ovviamente un luogo capace di affrontare definitivamente anche problematiche che qui invece si vivono, cioè spazi troppo piccoli, inadeguati e di difficile manutenzione. Una richiesta che arriva proprio anche dal personale, da chi lavora insomma, all'interno di questo mondo. PM di Treviso sarà invece un domani destinato a magari i semiliberi o comunque insomma in ogni caso al carcere attuale per adulti. Uno spazio vetusto ereditato dal passato che considerava il carcere come ultimo anello del mondo della giustizia, fa sapere Ostellari. Di qui la necessità di investire sul personale, dalla polizia penitenziaria agli educatori, figure fondamentali nei percorsi di rieducazione. E sono stati proprio i giovani protagonisti di episodi di microcriminalità il centro dell'incontro con il sindaco Mario Conte. Sono in aumento i detenuti minori e minori perché ovviamente sono in aumento i crimini commessi dai minori. È uno dei temi fondamentali che deve affrontare con l'amministrazione locale. Parlare ai genitori, parlare alle scuole, parlare a chi ovviamente è il nucleo fondamentale insomma, della nostra comunità. E fare questo significa anche ad esempio, che ne so, ipotizzare progetti anche di integrazione vera come quella che qui si sta facendo. Il riferimento al progetto lanciato dal primo cittadino Treviso Integrazione, un tavolo di concertazione tra amministrazione e i rappresentanti delle comunità straniere presenti nel territorio, che si riunirà con cadenza bimestrale per affrontare problemi e opportunità e costruire insieme il futuro della città. Non uno scarico di responsabilità, precisa il sindaco, ma una condivisione di obiettivi. Primo incontro tra 15 giorni. Torneremo a parlare del sottosegretario Ostellari e anche di giustizia fra poco perché parleremo anche dello stato di agitazione dei lavoratori amministrativi della procura che poi hanno manifestato davanti alla prefettura questa mattina. Ma restiamo per un attimo a Cassugana perché poche ore dopo la visita del senatore Ostellari, del sottosegretario alla giustizia, c'è stato un blitz dell'associazione Caminantes proprio nell'Androne, nel salone d'ingresso di Cassugana, un'occupazione pacifica ma determinata contro il tema degli sfratti. Guardate. Androne di Cassugana occupato dall'associazione Caminantes. Il blitz nel primo pomeriggio con striscione e cartelli per dire basta agli sfratti e chiedere all'amministrazione azioni concrete sulla difficile situazione abitativa in città. Insieme a loro anche persone come il signor Antonino che a causa dei debiti saranno presto sfrattati. La scelta è stata presa dopo mesi di assemblee e di comunque azioni che hanno bloccato gli sfratti in questa città, dopo aver accompagnato decine di persone ai servizi sociali in comune, in qualunque ufficio esistente, dall'Ater a quelli comunali, e non aver avuto sostanzialmente risposta. L'arrivo del sindaco Mario Conte spariglia le carte e il dialogo si fa acceso tra le richieste della portavoce del gruppo Gaia Righetto e le posizioni dell'amministrazione. Dovete chiedere a chi le risposte sono tranquilli. Ma non è così, ma non è così. Voi ci mettete tutto il cuore che avete e siete fantastici da questo punto di vista. Dopodiché il vostro cuore, che so che sto dicendo una bestemmia veloce, è anche il mio di cuore, perché io ho magari un po' diverso, però Cambia partito, se vuoi. va bene, però cuore è cuore, dai, cioè cuore non ha partito. Cioè io lo stesso cuore ce l'ho, però dopo nel momento in cui rivesto il ruolo assim, io non posso non tener conto che ci sono delle norme dalle quali io non posso uscire, e sulle norme dobbiamo lavorarci.
Botta e risposta culminati con una stretta di mano. Il comune può fare una parte la possono fare i proprietari degli immobili, una parte la devono fare gli inquilini nell'essere rispettosi di quelle che sono le scadenze, e dopodiché una parte va fatta a livello nazionale. Abbiamo interessato la regione con la quale stiamo interloquendo e ho proposto anche in prima persona un nuovo piano casa nazionale, perché oggi per far fronte a questa emergenza sociale servono nuove case. Cioè, io capisco i ragazzi e addirittura li ringrazio, perché sensibilizzare le istituzioni su questo tema è importante. Dopodiché però bisogna fare sempre i conti con le risorse a disposizione e con le regole. Ha fatto delle promesse in termini di risolvere le situazioni attuali, delle promesse rispetto a quello che l'amministrazione vorrebbe e sta facendo intorno alla questione abitativa, per quanto in maniera assolutamente vaga. Quindi noi stiamo qua a monitorare, il 12 staremo a bloccare gli sfratti e le promesse vogliamo che diventino fatti. Allora, dicevamo la giustizia, c'era il sottosegretario Ostellari questa mattina e un'ora prima del suo intervento a Cassugana la protesta dei lavoratori della Procura di Treviso. I lavoratori amministrativi della Procura di Treviso sono tornati in stato di agitazione per la carenza di personale. Dopo un incontro con il viceprefetto Celsi e il procuratore Martani, i rappresentanti della RSU, della CISL Funzione Pubblica, hanno minacciato lo sciopero se non saranno fornite risposte concrete. La carenza di personale, denunciata già lo scorso 7 marzo, risulta in costante peggioramento a causa dei mancati sostituti per i dipendenti posizionati o trasferiti. In Procura a Treviso, su una dotazione organica di 42 dipendenti, e siamo solamente in servizio effettivo in 30, di cui peraltro ben 6, quindi il 20% di questi 30 vengono da altre amministrazioni nell'ambito di un protocollo d'intesa che peraltro scade il prossimo mese di maggio, e quindi la prima cosa che abbiamo chiesto è che si possa divenire un rinnovo per consentire a queste 6 persone di rimanere in Procura a Treviso, altrimenti la situazione sarebbe assolutamente al collasso. In visita al carcere minorile, il sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari ha voluto dare una risposta ai lavoratori. Vi posso dire con assoluta tranquillità che il Ministero sta facendo un'opera straordinaria, rivoluzionaria rispetto al passato, proprio in tema di investimento sul personale. La convenzione e i protocolli che ad esempio si sono fatti qui in Veneto hanno funzionato e funzioneranno ovviamente nel futuro, perché permetteranno a molti idonei per altre graduatorie di essere assunti presso il nostro Ministero e quindi di lavorare qui direttamente in questi luoghi. Siamo consapevoli, ripeto, della difficoltà, ma siamo anche determinati nel continuare in questa opera. Vedrete che alla fine di questa legislatura le cose saranno migliori per loro, per i cittadini, che avranno quindi maggiori forse risposte rispetto ad oggi. La cronaca adesso con il grave incidente nel pomeriggio in autostrada 27 in carreggiata sud all'altezza dell'area di servizio Sile Ovest. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura con a bordo marito e moglie di 80 e 73 anni è finita contro il guardrail carambolando nella corsia di sorpasso. Nell'impatto l'auto, una Fiat Abarth, ha preso fuoco. I coniugi sono riusciti a uscire dall'abitacolo e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con 2 ambulanze e l'automedica. Il marito ha riportato lesioni di media gravità, molto più serie invece le condizioni della donna, che è stata ricoverata al Cafoncello in prognosi riservata. Sul posto i vigili del fuoco, come vediamo nelle immagini, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la carreggiata, e la Polstrada indaga sulla dinamica dell'incidente. E invece, a proposito di drammi sulle strade, a Salgareda l'ultimo saluto a Davis Marsone, il giovane morto nella tragedia di Pasquetta a Noventa. La
chiesa parrocchiale di Salgareda non è riuscita a contenere le tante persone che si sono strette alla famiglia per l'ultimo saluto a Davis Marson, il giovane di 28 anni morto nel pomeriggio di Pasquetta nel tragico incidente stradale a Romanziol di Noventa di Piave. Parenti, compaesani e tanti giovani amici di Davis hanno voluto dimostrare con la loro presenza l'affetto a mamma Sonia, papà Giancarlo e al fratello Loris in questo momento di immenso dolore. Nel ricordare quanto sia stato bello per coloro che lo hanno amato aver conosciuto Davis e l'averlo avuto come amico, Don Corrado Ferronato ha fatto riferimento all'esempio evangelico del chicco di grano, un chicco, quello di Davis, caduto in terra troppo presto ed in modo inaspettato. Ma ciò non toglie che esso può portare ancora frutto. Davis credeva in modo forte nell'amicizia. Era un generoso, si dava alla sua famiglia, si dava agli altri senza risparmiarsi. Egli lascia a tutti noi questi valori veri, valori autentici, su cui si può costruire veramente una vita bella. Questo mio corpo vedrà il Nel mazzo di fiori degli amici più cari, una grande foto, un collage dei momenti di gioia ed allegria trascorsi insieme a ricordare quanto Davis amasse la compagnia di quei giovani che in lacrime oggi l'hanno salutato per l'ultima volta, portando conforto con un abbraccio ai familiari. Lunedì invece alle 12.30 nel centro di preghiera di Via Torni a Mogliano Veneto l'ultimo saluto a Salim Baccas, il giovane di 27 anni morto sabato sera nel tragico incidente lungo il Terraglio a Preganziol quando la sua moto è entrata in collisione con l'auto condotta da un 55enne. Barista in molti locali di Treviso, Salim, che abitava con la famiglia proprio a Mogliano, era attualmente dipendente dell'osteria Lisca di Mestre. Lascia i genitori, i fratelli maggiori e la fidanzata Giorgia con la quale stava cercando casa per poter andare a vivere insieme. Dopo il funerale Salim sarà sepolto al cimitero di San Lazzaro lunedì alle 12.30, dunque l'ultimo addio nel centro di preghiera di Via Torni a Mogliano Veneto. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio, il telegiornale di Treviso, la pagina politica, le elezioni amministrative. Il centrodestra sarà unito anche a Valdobbiadene a sostegno del candidato di Fratelli d'Italia che appunto ieri si è presentata, e quindi anche la Lega scarica l'uscente Luciano Fregonese. Per Preganziol invece l'incontro in mattinata non è bastato a trovare la quadra e la palla passa regionale. A Paese è annunciata la presentazione dell'uscente Katia Uberti, sostenuta da tutta la coalizione per lunedì. Allora il punto del centrodestra con Lina Paronetto. Buongiorno. A Casier sono sorrisi e strette di mano tra le segreterie provinciali dei tre alleati di centrodestra, ma questo è uno dei pochi comuni, una dozzina al momento, in cui Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono riusciti a mettersi d'accordo. Sono ore decisive, il tempo per chiudere stringe e i colpi di scena non mancano. A Valdobbiadene l'unico a non essere d'accordo con la candidatura a sindaco di Martina Bertelle in quota ai meloniani pare essere alla fine dei conti l'uscente Luciano Fregonese. La linea della Lega, dice chiaro e netto Dimitri Coin, è quella di appoggiare il candidato di Fratelli d'Italia. Sul piatto insomma c'è l'accordo di centrodestra e quindi poi sarà Fratelli d'Italia che deciderà quello che sarà il candidato che chiederà, che vorrà sostenere e che ci chiederà di sostenere, ma comunque noi gli accordi li facciamo con i partiti, non li facciamo con le persone. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo scelto di sostenere insieme agli alleati della Lega e di Forza Italia e ad una parte civica Martina. Ci auguravamo che il sindaco potesse sostenerci in questa avventura, quindi rimanere tutti uniti. Così non è stato, ognuno farà la propria strada. So che in questo momento le segreterie provinciali puntano a lanciare Bertelle con l'appoggio di tutti e tre i partiti. È conosciuta e sarebbe una novità dopo 10 anni di amministrazione del vecchio sindaco.
Tutti d'accordo quindi, mentre a Quinto Lega e Forza Italia si apprestano a presentare il candidato Ivano Durigon, con Fratelli d'Italia propenso invece a sostenere l'uscente Stefania Sartori. A Preganziò il tutto ancora in alto mare, sfumato in queste ore anche l'ultimo tentativo di mediazione, la palla è passata alle segreterie regionali. Rimane appunto l'impasse, siamo in attesa che le segreterie regionali possano aiutarci a superare questa discussione che c'è all'interno del centrodestra, e mi auguro che entro lunedì si possa arrivare alla conclusione, insomma, di questa decisione. Che a gestire la campagna nei 4 comuni oltre i 15.000 abitanti per la Lega sia la segreteria regionale non facilita le cose, secondo Coin. È un po' un'anomalia, nel senso che in passato questo non era mai capitato, almeno per la Lega. Se hai il quadro complessivo riesci a gestire meglio tutta la panoramica di comuni che vanno al voto. Non avendolo, di fatto bisogna concentrarsi sugli altri, però alcuni comuni sopra i 15.000 di fatto capita che possano incagliare delle situazioni e rallentare. E questo in una tornata in cui Fratelli d'Italia vuole contare di più a costo di prendersi dei rischi. È ovvio che ci aspettiamo da parte di tutti, a partire proprio dagli alleati, rispetto nei confronti di Fratelli d'Italia, che talvolta qualcuno probabilmente dimentica. Insomma, le tensioni strette di mano a parte restano, come ci ha raccontato Lina Paronetto. L'abbiamo visto però che uno dei pochi comuni sui tanti di Treviso al voto dove il centrodestra è unito è proprio quello di Casier, che sostiene Renzo Carraretto. Trovarsi di fronte dopo 6 mesi di mandato in una pandemia, credo che insomma per un amministratore anche di quelli che erano ormai consolidati sia stato molto difficile a poter portare a compimento tutto quello che era previsto in quel periodo. Renzo Carraretto, sindaco uscente di Casier, si ripresenta per il secondo mandato con l'obiettivo di portare avanti i progetti messi in cantiere, rallentati qui come altrove dalla pandemia prima e dalla crisi energetica internazionale poi. Il suo è uno dei pochi nomi riusciti a mettere d'accordo senza troppa fatica tutto il centrodestra. Probabilmente me lo merito perché mi sono comportato bene, ma lasciamo così, puntini. Battute a parte, dice Carraretto, è stata la reciproca collaborazione di questi anni, vedi ex Caserma Serena, a creare il terreno giusto per ottenere la fiducia dei partiti. Non a caso i responsabili elettorali d'area qui sono il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera per la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia, sempre a Treviso, Guido Bertolazzi. Siamo sempre trovati benissimo perché abbiamo condiviso una linea che non era una linea oltranzista di un determinato tipo, ma anzi è stata una linea assolutamente vedendo di risolvere il problema più che di enfatizzarlo. È un insieme di persone assolutamente motivate, intelligenti, con lo stesso obiettivo, persone per bene soprattutto, quindi qui proprio è stata la cosa più semplice. Sulla stessa linea Forza Italia. Casier è un comune a misura di cittadino, ha dato un ottimo peso a quelli che sono i servizi alla persona ed è fondamentale. A sfidare Carraretto è l'avvocata penalista Roberta Canal, che ha lanciato nelle scorse settimane la lista Progetta Casier. Ma a Carraretto si è avvicinato in questi anni anche chi non ti aspetti, come l'ex sindaca del Partito Democratico Miriam Giuriati. A Renzo Carraretto in questi 5 anni ho fatto i consiglieri di minoranza. Mi è piaciuto. Ma la troveremo in lista? No, per ora dovete chiederlo al sindaco. Allora vedremo cosa bolle in pentola anche a Casier. Lasciamo la politica, andiamo a Estrana, una giornata storica dopo 35 anni di onorato servizio in pensione il jet AMX. A salutarlo alla base di Estrana del 51esimo stormo c'erano 10.000 appassionati. L'AMX si alza in volo per l'ultima volta. La base militare di Strana, dove fu assegnato il primo esemplare nel 1989, lo ha salutato oggi a nome dell'intera aeronautica militare, dopo 35 anni di onorato servizio. Tanti i teatri operativi, dai Balcani, l'Afghanistan, la Libia, l'Iran, il Kuwait. L'ultimo passaggio in pista davanti agli occhi emozionati di oltre 10.000 appassionati, autorità civili e militari, tanti i sindaci della Marca. Era presente anche il ministro Carlo Nordio. L'ultimo volo, poi il phase out, in gergo la dismissione. È una ruota e dopo 35 anni anche lui, come si dice, va in pensione, come è andato in pensione anche la B212 recentemente, ma la storia deve andare avanti ed è la forza di una forza armata altamente tecnologica che deve guardare verso il futuro. Si chiude con lo spegnimento dei motori spray degli AMX
e l'apertura dei tettucci, un volo lungo 35 anni. Commozione palpabile tra tutto il personale che negli anni ha operato sulla AMX. Toccanti le dichiarazioni del tenente colonnello Emanuele Chiadroni, comandante del 51esimo Stormo. Si chiude una pagina importante di una meravigliosa avventura azzurra. La fine della vita operativa in realtà significa la fine di un'esperienza fatta non solo di computer e ferrovolante, ma di squadra, un senso di squadra. Doveroso ricordo ai piloti che hanno sacrificato la vita su questi velivoli. Nato come il brutto anatroccolo della flotta AMX, negli anni si è rivelato il jet aereo tattico maggiormente impiegato dalla Forza Armata nelle missioni fuori dai confini nazionali. Per i teatri dove è stato schierato di Afghanistan, Libia, Iraq, in realtà era lo strumento perfetto per efficienza, per robustezza e per flessibilità che il velivolo ha sempre dimostrato. Una missione che finisce ma continua la difesa dello spazio aereo con gli Eurofighter oggi in dotazione in un contesto internazionale mai così instabile. Adesso si trovano in Polonia con gli Eurofighter e si ruotano regolarmente con gli F-35 e non vi nascondo che spesso vengono chiamati a dimostrare all'amico russo che noi siamo lì a difendere il nostro confine, per cui ci incontriamo per aria, ci guardiamo e ci riconosciamo. Tantissime persone oggi a salutare per l'ultima volta gli AMX, si sono mosse per gli AMX anche le frecce tricolori. Ciao Topone, il saluto affettuoso che si è levato oggi dalla base del 51esimo Stormo per dire definitivamente addio allo storico AMX. Un velivolo divenuto familiare, conosciuto e amato da tanti, trevigiani e non solo. Da Ferrara per l'AMX? Certo, assolutamente, perché siamo appassionati di tecnologia, di aerei, di auto, di tutto. Quindi tutto ciò che è tecnologia ci interessa e qui di tecnologia ce n'è tanta. Da Monza Brianza abbiamo fatto così, abbiamo visto che su internet c'era questa cosa. Ci piace vederli, ogni anno veniamo qui a vederli fare i volo. Quindi figlia e nipote? Figlia e nipote. Che effetto fa immaginare che sia l'ultimo volo? È un peccato, dai, è un peccato. Perché era un aereo storico e adesso è peccato buttarlo via o non utilizzarlo più, anche se le tecnologie vanno avanti. Un po' di nostalgia? Sì, diciamo di sì. Un po' mi dispiace, perché da quando sono cresciuto che vedo questo aereo volare, quindi un po' sì. Sono nato tecnicamente insieme a lui fa l'ultimo volo, io fra poco vado in pensione, quindi ho lavorato sempre con la MX. Ha avuto la sua storia, ha fatto innumerevoli missioni, ecco, e sì, un eroe dei cieli. A suggellare l'evento e portare il saluto alla MX la pattuglia acrobatica nazionale in formazione da 4 sulla base trevigiana per una delle sessioni di addestramento prima di iniziare la stagione acrobatica 2024. E prima di volare verso il nord Europa sarà a Treviso per sorvolare il cielo della città in occasione delle celebrazioni in ricordo del tragico bombardamento del 7 aprile. Lo Stato Maggiore ha accolto la richiesta del Comune di Treviso di onorare questa ricorrenza e noi siamo ben contenti di farlo con il nostro tricolore. Frecce tricolori che poi da Istrana si sono spostate nel primo pomeriggio sopra il cielo di Treviso. Vediamo proprio le immagini, un sorvolo per le prove, eccole qua, del passaggio ufficiale di domenica 7 aprile in occasione dell'80° anniversario del bombardamento della città appunto del 1944. Naso all'insù a più riprese per i trevigiani, allertati in un primo momento dal rombo assordante dei motori e poi la sorpresa nel vedere le frecce sfrecciare appunto nel cielo, e quindi cresce l'attesa per la celebrazione di domenica che noi seguiremo in diretta. Ma prima di parlare della diretta che appunto con la quale seguiremo le cerimonie in ricordo di quel tragico venerdì santo 7 aprile 1944, c'è chi le ricorda visivamente perché le ha viste dal vivo. Le parole di Gianfranco Ferrara, che 80 anni fa aveva 17 anni, si salvò con la sua famiglia, ma quando con la sua famiglia uscì di casa dopo il bombardamento vide davvero l'orrore.
Aveva 17 anni Gianfranco Ferrara, il 7 aprile del 1944, era la mattina del Venerdì Santo e con i genitori era stato in chiesa. Ora di anni ne ha 97, ricorda con incredibile lucidità quanto accadde in quella giornata che segnò tragicamente la storia di Treviso e dei suoi abitanti. Siamo appena messi a tavola, se non che ancora alle 12:30 era suonato l'allarme, però tutti i giorni suonava l'allarme, ci si badava anche più ormai. E invece sono le 1:15 circa, la prima scarica che ha colpito Sant'Antonino. Allora ci siamo stesi per terra per evitare il più possibile le schegge. E con la bocca aperta e le mani sulle tempie, così, bocca aperta per evitare eventualmente danni dalla la compressione dell'aria, eccetera. Ci avevano istruito così. L'orrore quando Gianfranco, che abitava in vicolo Bonifacio, esce di casa ed attraversa una città irriconoscibile. Nella via che da via Barberia va in piazza Pola, una casa era crollata completamente e ho visto sporgere una gamba e soprattutto un'impressione anche di membra buttate da una parte e dall'altra, insomma. E dall'altra parte persone che erano tutte sorridenti e felici perché siamo salvate, venivano ad abbracciarti, eccetera, siamo salvi. Gianfranco Ferrara ha fatto l'insegnante per tutta la vita ed ora che la guerra bussa di nuovo alle porte dell'Europa ribadisce l'importanza di ricordare. Specialmente chi l'ha sperimentato, insomma, e può raccontarlo e quindi diciamo ammaestrare anche i giovani. Allora l'appuntamento da non perdere domenica nella nostra prima edizione con Antenna 3 a partire dalle 12 vi racconteremo in diretta le cerimonie per l'80° anniversario del bombardamento del 7 aprile 44 su Treviso, la deposizione della Corona d'Alloro, alla lapide di fronte allo scalone di Palazzo di Trecento, i rintocchi della campana della Torre Civica e poi, come dicevamo prima, novità di quest'anno, il sorvolo delle frecce tricolori. Momento per momento vi racconteremo in diretta con Lucio Zanato il ricordo del tragico Venerdì Santo del 1944 che nessun trevigiano ha davvero mai dimenticato. Che cieli troveranno le frecce tricolori, che cielo troverà le frecce tricolori quella domenica quando appunto sfreccerà lungo sul cielo di Treviso, ce lo dice il generale Giancarlo Iannicelli raccontandoci che tempo farà in questo weekend. Si va ricomponendo su di noi un campo di alte pressioni e questo ha posto fine a quest'ondata insomma, di maltempo con precipitazioni che ha interessato un po' il nord Italia. Come evidente dalla carta del tempo, ecco l'alta pressione, anche se molto lontano, ma questa è una carta prevista per mercoledì, vedete un sistema perturbato sulle coste nord europee. Ecco, avrà difficoltà a scorrere verso il basso e comunque mercoledì ci potrà interessare. Intanto, ripeto, la presenza dell'alta pressione garantisce un fine settimana all'insegna del sole. Cielo quindi in prevalenza sereno sabato e domenica, tutto al più ecco un po' qualche cumulo ma di bel tempo il pomeriggio e un po' di foschia domenica mattina, ma poca cosa. Bel tempo che proseguirà i primi giorni della prossima settimana e dicevamo per mercoledì abbiamo il passaggio veloce di un sistema perturbato, porterà a pioggia anche di una certa consistenza, ma sarà tutto molto veloce, quindi dopo mercoledì già in giornata, già in serata avremo di nuovo condizioni di tempo stabile che proseguiranno almeno fino a fine della prossima settimana. I venti sono deboli di direzione variabile, le temperature stanno crescendo, le minime tra i 10 e i 12 gradi, le massime oltre i 20 gradi. L'alta di Gadio è previsto da quasi calmo, poco mosso. È tutto. E domenica sempre ci sarà un altro appuntamento importante di Treviso, Borgo Cavour in fiore, tradizionale appuntamento di primavera in Borgo Cavour con la mostra mercato di fiori e piante, attrezzature di giardinaggio e una vasta esposizione di auto e moto grazie all'evento Fiera Motori. Da Porta Santi 40 via Canova fino alle mura e Viale d'Alviano, l'associazione Artigiani e Commercianti, presieduta da Vincenzo D'Alzilio, riempirà gli spazi con stand e attività del mattino fino al tardo pomeriggio. 120 gli espositori che hanno dato la loro adesione. Sul Bastione di San Marco il Motoclub Tenni curerà un'esposizione di moto d'epoca. Sarà infine presente un tecnico della Federmoto che terrà un corso per bambini con la possibilità di provare le minimoto.
Prima di passare a Belluno c'è un'importante notizia di sport, perché Tommaso Menoncello, giocatore del Benetton Rugby, è stato nominato MVP, miglior giocatore del torneo 6 nazioni di rugby. Diventa così Menoncello il più giovane giocatore, avendo 22 anni, di sempre a ricevere questo riconoscimento nella storia del torneo. Il 3/4 del Benetton Rugby è stato votato come miglior giocatore, raccogliendo il 33% delle preferenze. A Treviso ha frequentato le medie alla Mantegna, poi si è formato sportivamente a Paese all'Accademia FIR, tesserato per il Mogliano Rugby. Nel 2020 è tornato al Benetton Rugby come permit player in United Rugby Championship. Prima di lui, pensate, l'unico azzurro a ricevere il premio di MVP dalle 6 nazioni era stato Andrea Masi nel 2011, quindi 13 anni fa. Quindi un premio importante, un orgoglio di Treviso e del Benetton Rugby, che domani, lo ricordiamo, sarà impegnato peraltro a Monigo nella Challenge Cup, e vi racconteremo poi il risultato di questa nuova sfida. Intanto i complimenti ovviamente a Tommaso Menoncello. Noi andiamo a Belluno adesso. E partiamo con la sanità, perché c'è un secondo caso nel giro di pochi giorni nel bellunese di meningite da meningococco. Ricorderete la giovane ragazza. Adesso c'è un uomo di 55 anni di Feltre che è ricoverato in rianimazione, scattata la profilassi antibiotica per tutti i contatti stretti. Nuovo caso di meningite meningococcica nel bellunese. Un 55enne di Sedico è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Belluno. Ieri sera era arrivato in pronto soccorso con una sintomatologia importante e gli accertamenti hanno diagnosticato l'infezione. Subito è stato attivato il tracciamento dei contatti dell'uomo per individuare le persone che hanno avuto uno stretto rapporto con il 55enne in ambito familiare, lavorativo ed amicale nei 7 giorni precedenti l'inizio dei sintomi. Tutti saranno sottoposti a profilassi antibiotica. L'età matura del paziente rende più semplice questa attività rispetto a quella necessaria per un giovane che solitamente ha una vita sociale molto più attiva. Il contagio in età adulta non è molto frequente, il 60% dei casi si verifica al di sotto dei 30 anni, il 40% al di sopra, ma calcolando che nella popolazione il numero assoluto di over 30 è molto maggiore, la percentuale di contagio tra adulti cala di parecchio. È un caso possibile ma non particolarmente frequente. C'è da dire che la primavera è la stagione tipica, un po' insieme con l'autunno, di queste forme invasive importanti da meningococco. Il caso odierno è il secondo nel giro di una decina di giorni nel bellunese e segue quello della studentessa 18enne di Feltre colpita da meningite meningococcica dopo una gita scolastica ed una serata in discoteca. Per ora classifichiamo questi due casi sporadici, nel senso che non abbiamo messo in evidenza alcun collegamento tra i due. È evidente che faremo ogni ricerca in questo senso, ma non penso evidenzieremo nulla dalle prime evidenze appunto che abbiamo. C'è da dire che nel post-Covid la frequenza di queste malattie, in qualche modo venendo meno quelle misure di profilassi generale che avevamo durante il Covid, torna a diventare ai livelli ordinari. È anche da osservare che un adulto come dicevo, non ha una casistica così frequente. Per quanto riguarda la fascia giovanile invece stiamo intensificando l'offerta vaccinale proprio per contenere al massimo la casistica. Dunque, dopo il caso della ragazzina di Feltre, questo 55enne di Sedico in rianimazione. Cambiamo argomento, torneremo a parlare più avanti di sanità. C'è un importante evento domani a Belluno. Fratelli cristiano-cattolici e musulmani di fede islamica domani sera in Piazza dei Martiri celebreranno insieme la fine del Ramadan. L'evento che pone il capoluogo capofila nel dialogo interreligioso è stato presentato dal vescovo di Belluno Feltre e dall'imam di Belluno. Nasce dalla condivisione nella logica di fraternità sottolineata nella terza enciclica di Papa Francesco firmata a Assisi, l'evento pubblico organizzato a Belluno per la fine del Ramadan. I segni dei tempi, spiega il vescovo Marangoni citando la Fratelli Tutti, mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano l'unica via verso lo sviluppo integrale, la pace, al di là di qualsiasi specificazione o esitazione. Il dialogo interreligioso a Belluno non è nuovo e la festa di domani nello spazio antistante Porta
Porta Dante per l'interruzione del digiuno dei fedeli di religione islamica sarà occasione di conoscenza per tutti, un controcanto alla narrazione tossica al di là di qualsiasi barriera. Questo insieme spiega proprio lo sfondo, l'orizzonte dentro il quale si colloca, e vorremmo davvero che diventasse un segno e un richiamo, che è questa la logica con cui andare avanti e con cui noi mettiamo insieme le nostre tradizioni e le nostre fedi. La diversità non è un ostacolo ma una ricchezza, nota l'imam Zaccaria, onorato di annunciare l'evento il cui scopo è quello di unirsi per la pace, per sensibilizzare alla conoscenza che è più produttiva dell'ignoranza troppo spesso voluta. Il problema è che non conoscere gli altri, quindi anche questo è un tipo di ignoranza, crea paura. Quindi più noi ci conosciamo, più conosciamo l'altro, più abbiamo fiducia in lui, più il legame di fratellanza diventa più grande. Domani sera al tramonto il via all'incontro festoso per l'interruzione del digiuno. In piazza saranno offerti piatti tipici della cucina marocchina e di quella italiana. La condivisione del pasto, un gesto semplice di fratellanza, conoscenza e amore, inizierà alle 19:51 precise. È l'orario del tramonto del sole, per le nostre tradizioni di fede è molto significativo il tramontare del sole, è il momento anche della raccolta, è il momento di mettere insieme, è il momento di condividere. Anche dal punto di vista sanitario si è chiuso ufficialmente il 1° aprile la stagione invernale, che si è contraddistinta per la rete dei soccorsi potenziata in tutta l'area dolomitica a partire dal giorno dell'Immacolata. Io non voglio scendere in quel caso perché non... Ecco, l'importante è che i genitori abbiano riabbracciato i loro bambini. Questo per noi del Soccorso Alpino è fondamentale. Un riferimento fuori di polemica al rischio corso dalla comitiva di minorenni scampati a una tragedia martedì sui Cadini di Misurina. È il capo del Soccorso Alpino Veneto a tornare sul caso della valanga Forcella della Neve, e il suo è un richiamo all'importanza della prevenzione. Chi vuole affrontare una gita, pianificarla, è bene che guardi veramente puntigliosamente i bollettini che l'ARPAV dirama, che sono molto precisi e puntuali. Messaggio fondamentale lanciato questa mattina dal San Martino di Belluno nel corso della presentazione del bilancio della rete di soccorso potenziata per la stagione invernale, inaugurata lo scorso 8 dicembre. Quasi 34.000 accessi al pronto soccorso e oltre 22.000 chiamate al 118, che si sono tradotte in 6.400 missioni, 221 delle quali con l'elicottero. Una squadra di soccorso che ha agito in sincrono e che ha visto in campo SUEM e forze dell'ordine, con una pattuglia di circa 800 fra donne e uomini di 16 associazioni di volontariato. È stata un'attività estremamente importante, perché gli interventi effettuati a supporto e in collaborazione con SUEM sono risultati essere tantissimi, quindi una media di 10 ambulanze che ogni giorno si muovono per fare soccorso prevalentemente in pista. Un inverno di grande impegno. Nei comprensori sciistici sono stati registrati milioni di passaggi, il che ha comportato, specie per le forze dell'ordine, un surplus di lavoro di prevenzione e repressione di comportamenti sconsiderati in pista o nell'affrontare escursioni male organizzate. Gli illesi sono costantemente presenti, in genere nella stagione invernale meno di quanto non lo siano nella stagione estiva, e ovviamente in alcune condizioni è necessario inviare il soccorso per recuperare queste persone. Chiusa la stagione invernale, l'ULSS Dolomiti è già proiettata alla prossima estate. Ci avviamo verso una stagione estiva dove stiamo lavorando per un potenziamento anche qui del servizio di urgenza ed emergenza per rispondere al meglio alle chiamate, pensando al secondo elicottero, che ormai è una cosa, come dire, assodata, ma pensando ad un suo prolungamento per quanto riguarda la presenza nel territorio. A Belluno un master in ospitalità e grandi eventi in vista delle Olimpiadi 2026 Milano Cortina. Direttore del corso Prof d'eccezione, l'ex campionissimo Cristian Ghedina. Questa è una veste che ricopro per la prima volta e mi crea un po' di disagio, perché chiaramente non è il mio. Dall'agonismo puro alla cattedra, Cristian Ghedina, 5 Olimpiadi, 3 medaglie mondiali e 13 vittorie in Coppa del Mondo, è il direttore del Master Executive Ospitalità ed Eventi Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. La vernice del prestigioso corso questa mattina nell'aula magna del liceo Lollino di Belluno, davanti a una folta platea di studenti che dal prossimo mese di maggio si ritroveranno in presenza e da remoto negli spazi della scuola superiore
superiore per mediatori linguistici in via Flavio Ostilio. Per ottenere un risultato, cercare di offrire inclusività e ospitalità, devono studiare e vedere per ogni settore che uno si dedica, farlo al meglio che possono, perché per ottenere il risultato devi stringere i denti, impegnarti. Il master mira a fornire gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide logistiche, organizzative e comunicative di un evento di portata internazionale come le Olimpiadi. 100 ore complessive di lezioni saranno tenute da docenti di chiara fama, esperti nelle discipline economiche e turistiche. Bella idea, ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Cerchiamo di formare delle persone che vengono a supportare prima, durante e dopo il più grande evento sportivo del mondo. Penso che i giovani si appassioneranno a questo progetto, sempre di più cercano di ragionare e pensare come dare delle risposte sulla loro vita professionale in futuro attraverso e dentro il mondo dello sport. Il presidente Malagò ha inviato il suo messaggio di saluto da remoto al pari del suo vice e presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Prepareremo professionisti, tra virgolette, capaci non soltanto di gestire al meglio gli aspetti, naturalmente, gli aspetti organizzativi di un evento sportivo di tale portata, ma anche contribuire alla creazione di un ambiente veramente inclusivo e accessibile a tutti. Con questo servizio si chiude l'edizione di Treviso e anche la pagina di Belluno. Vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Nel weekend si rafforza l'alta pressione, bel tempo e valori termici decisamente oltre la norma, tipici della tarda primavera o di inizio estate. Il dettaglio di sabato 6 aprile. Sul Veneto tanto sole e cielo in prevalenza sereno, probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde, precipitazioni assenti. Temperature in aumento, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 18 e 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo velato, salvo addensamenti in genere innocui in corrispondenza dei monti. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime sui 18-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile e prevalentemente soleggiato. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime intorno ai 24-25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.